La follia all'improvviso. Siamo a Vicenza in via Chiodi e in questo palazzo dagli ampi spazi condominiali si infilano vagabondi, sbandati, tossicodipendenti. Non è la prima volta che viene lanciato l'allarme da chi ci abita, ma questa volta è diverso. È successo quello che tutti avrebbero voluto che fosse evitato. Quella che raccontiamo non è più una denuncia di degrado, di sporcizia come in passato, ma un'aggressione, una violenta aggressione subita da Matteo Rossato, un residente che ci racconta gli attimi terribili vissuti e di cui porta i segni sul volto. È successo che mi sono avvicinato questi tre soggetti che stavano spacciando e consumando. Qui ce n'era uno disteso che stava con le mani, stava tenendo un cucchiaino, l'accendino sotto e stava scaldando una sostanza dentro. Gli ho chiesto di andare via, che qui non possono stare perché è privato. Dopo 2 volte che gliel'ho detto, lui mi ha risposto ti ammazzo, ha messo giù quello che stava facendo, si è alzato in piedi di scatto, mi è venuto contro e siamo finiti qui e io con la testa sono andato addosso questo muro. Mi ha anche tirato un pugno, quindi ho perso 2 denti. L'aggressore, che apparentemente sembrava uno straniero sui 30 anni, si è allontanato con i due ventenni che erano in sua compagnia. È stato lanciato l'allarme alle forze dell'ordine e adesso sono in corso gli accertamenti per risalire all'identità del fuggitivo. Certo è che i residenti nella zona ora hanno paura. Ci hanno sempre detto che il pericolo percepito era diverso da quello reale e purtroppo è vero, ma purtroppo è vero il contrario, nel senso che il pericolo reale, ci siamo resi conto adesso, è molto molto più alto. A solidarizzare con la vittima anche Bruno Celsan, il commerciante che il 10 maggio, 6 mesi fa, con lo slogan Vicenza pretende sicurezza, ha organizzato una grande manifestazione con 500 cittadini in centro storico. Oggi però, dopo questa ennesima aggressione, è pronto a tornare in piazza. Che questo evento dà spunto a una futura manifestazione che avverrà nei prossimi giorni e che stiamo organizzando, perché questo non deve più succedere. C'è bisogno di cambiare delle leggi, c'è bisogno di applicare delle leggi più severe nei confronti di questi soggetti perché purtroppo la situazione è molto 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 grave. Chiediamo al sindaco di convocare urgentemente un tavolo dell'ordine e sicurezza pubblica assieme al prefetto e al questore per fare il focus di quello che stanno diventando purtroppo alcuni quartieri della città. Vanno potenziati ovviamente i controlli, ma va fatto veramente un censimento di questi personaggi che stanno ovviamente invadendo alcuni quartieri.